Ciao, sono Cristina Lamusa e sono un'esperta di enogastronomia e ormai da qualche anno collaboro con l'associazione Atobius nell'organizzazione del Festival Fai Culture, che quest'anno si svolgerà sempre ad Olianova, ma dal 15 al 19 ottobre 2024. Oggi voglio parlarvi di formaggi, che è una delle ricchezze del nostro territorio e che avrete la possibilità di conoscere meglio durante appunto il nostro festival. Per potervi raccontare un po' questi prodotti mi avvarrò di alcune slide ed eccole qua. E adesso partiamo con la presentazione. Allora, prima di iniziare a parlare di formaggi, diamo giusto un accenno ai prodotti DOP, IGP e PAT. Che cosa significa? Significa che sono prodotti agroalimentari certificati, in alcuni casi la certificazione arriva direttamente dalla Comunità Europea, in altri casi si tratta di una registrazione invece negli archivi regionali, insomma, e in un qualche modo significa che i prodotti vengono ottenuti seguendo delle regole abbastanza strette, vale a dire dei disciplinari, sono controllati da dei consorzi o degli organismi di controllo e soprattutto in un qualche modo garantiscono la qualità per il consumatore. L'Italia è sicuramente il paese europeo con il maggior numero di prodotti certificati DOP e IGP, ad oggi sono circa 300 e senza considerare gli oltre 500 vini che sono invece registrati con le denominazioni di 2CG, DOC e IGT. Ma che cosa significa DOP? DOP non è altro che l'acronimo di denominazione d'origine protetta, vale a dire che si parla di un prodotto che è fortemente legato ad un territorio e le cui 3 fasi di produzione avvengono in quel territorio stesso, vale a dire il reperimento delle materie prime, la lavorazione e poi l'evoluzione o conservazione. Diciamo che per poter avere questo brand, questo marchio da parte della Comunità Europea è necessario produrre numerosi documenti che attestano appunto che in quel territorio da tantissimi anni e seguendo delle regole si producono determinati prodotti. A fianco alle DOP abbiamo anche altre denominazioni come quella della IGP, che è l'indicazione geografica protetta, che ha le maglie un pochino più larghe, vale a dire che è necessario che solo una delle fasi di produzione si deve svolgere in un determinato territorio. Però anche in questo caso ci sono ovviamente numerosi controlli e vengono seguite delle regole piuttosto strette di produzione. Per quanto riguarda invece i prodotti PAT, vale a dire prodotti agroalimentari tradizionali, sono invece registrati negli archivi appunto di ciascuna regione e in un qualche modo testimoniano la tradizione, quindi che quei prodotti sono conosciuti da oltre 20 anni in quel territorio. Allora andiamo avanti. Allora, la Sardegna purtroppo è un fanalino di coda per quanto riguarda il riconoscimento dei prodotti d'origine rispetto alle altre regioni italiane. In effetti in Sardegna contiamo al momento soltanto 6 DOP, vale a dire 3 formaggi, quindi il pecorino sardo, il fiore sardo, il pecorino romano, poi abbiamo l'olio extravergine d'oliva Sardegna, lo zafferano di Sardegna e il carciofo spinoso di Sardegna. Quindi oggi ci concentreremo esclusivamente sui formaggi. Allora, la Sardegna è molto conosciuta al di là del mare per le sue eccellenti produzioni casearie che sono sicuramente millenarie e sono di lunga data e possono essere ottenute partendo dal latte caprino, dal latte bovino oppure dal latte ovino. Quindi nel caso di latte caprino si parlerà di formaggio caprino, nel caso di latte ovino si parlerà di formaggio da latte bovino e nel caso di formaggi derivanti dal latte di pecora si parlerà di formaggi pecorini. Ora, diciamo che sicuramente la Sardegna è più famosa per le sue produzioni di formaggio caprino e formaggio pecorino, che nella maggior parte dei casi vengono ottenute anche dalle razze speciali. Quindi abbiamo la razza caprina sarda,
che è una delle poche appunto tipologie autoctone a livello nazionale, così anche come il formaggio pecorino che viene ottenuto appunto dal latte di pecora di razza sarda, mentre abbiamo una minore quantità di formaggi prodotti dal latte bovino. Cominciamo quindi con la nostra prima DOP, che è il formaggio pecorino sardo. La DOP, un riconoscimento che è stato ottenuto nel 1996 dopo una serie appunto di modifiche e di revisioni. E come potete vedere abbiamo due tipologie che sono contraddistinte da due etichette di colore diverso, quindi una di colore verde e una di colore blu. Quella di colore verde va a identificare la tipologia dolce o giovane, che significa che il formaggio ha una stagionatura che dura al massimo 60 giorni, mentre quella con l'etichetta blu va a identificare il pecorino sardo tipologia matura, quindi significa che normalmente evolve più di 60 giorni prima di essere messo sul mercato. Come vedete appunto esiste un brand a fianco a quello della DOP, abbiamo il brand del pecorino sardo che è appunto come dire colorato di verde e di blu, deve comparire un numero di volte definito dal disciplinare e poi abbiamo anche un consorzio di tutela che verifica appunto che vengano rispettate tutte le regole di produzione. E questo è sicuramente il formaggio per cui siamo più conosciuti appunto anche al di là del mare, ed è il formaggio, la tipologia di formaggio che viene consumata prevalentemente nelle nostre tavole durante ogni pasto, durante gli aperitivi, quindi è sicuramente il formaggio più presente sulle tavole dei sardi. L'altra DOP importante in Sardegna è il fiore sardo. Il fiore sardo non è altro che una tipologia di pecorino, però con una stagionatura molto più importante, è affumicato, ma soprattutto ciò che lo contraddistingue dal pecorino sardo è il fatto che debba essere prodotto con il latte crudo, mentre il pecorino sardo può essere prodotto sia con latte crudo che con latte pastorizzato. Per produrre il fiore sardo dopo è obbligatorio appunto l'utilizzo di latte crudo. Qui vediamo ancora una volta il nostro brand della Comunità Europea, quindi il marchietto rosso e oro, affiancato dal marchietto appunto del fiore sardo, che è una sorta di carciofo insomma stilizzato. E per finire abbiamo il pecorino romano DOP, che probabilmente è la DOP più conosciuta all'estero. Si tratta di un formaggio da una pezzatura molto più grossa, con un'evoluzione molto più lunga, perché parliamo di 6-8 mesi. È un formaggio abbastanza salato, anche se ormai i caseifici stanno lavorando per ridurre la quantità di sale di questo formaggio, che viene salato all'esterno, quindi con il posizionamento del sale sulla superficie, contrariamente alla salatura che viene fatta per la permanenza delle forme di formaggio nelle piscine con acqua e sale. Il pecorino romano perché si chiama romano? Innanzitutto perché la tecnologia di produzione deriva appunto dagli antichi romani e può essere prodotto questo formaggio, appunto una DOP condivisa, quindi può essere prodotta sia in Toscana che in Lazio, ma possiamo affermare che il 90% della produzione mondiale arriva dalla Sardegna. C'è però qualche contraddizione perché in realtà i sardi non hanno la consuetudine di consumare il pecorino romano, in realtà è un'antica tecnologia, ma una produzione piuttosto moderna a cui si è arrivati per cercare di utilizzare la quantità importante di latte ovino presente appunto sul nostro territorio. Quindi solitamente i sardi non mangiano il pecorino romano, è piuttosto destinato all'esportazione e va a finire sulle tavole di tutto il mondo, quindi a partire dagli Stati Uniti, il Canada e il Giappone.
e viene usato appunto per cucinare piuttosto che essere consumato come formaggio da tavola. Anche in questo caso abbiamo il brand della Comunità Europea affiancato a il logo appunto del pecorino romano, che è una testina di agnello. E contrariamente agli altri due formaggi vediamo che sulla forma non è presente un'etichetta cartacea, ma è piuttosto c'è un'impressione del logo e anche del codice del caseificio che l'ha prodotto, che viene ottenuto praticamente utilizzando delle fasciere con cui il formaggio viene avvolto durante la sua produzione, quindi quando è molto fresco e appunto essendo ben strette riescono ad imprimere tutti questi caratteri sulla forma. Oltre alla formaggi derivanti dal latte pecorino, abbiamo anche qualche formaggio derivante dal latte ovino, come il famoso Casizulu, che è un formaggio che viene prodotto all'interno, nelle zone centrali della Sardegna e ha questa forma un po' a pera, e si tratta di un caciocavallo, o meglio, si tratta di una pasta affilata, che quindi viene lavorata nello stesso modo in cui viene prodotta la mozzarella, ma la mozzarella ovviamente è un formaggio molto fresco, mentre il Casizulu ha qualche giorno di stagionatura e in qualche caso magari può arrivare anche a più giorni e quindi diventa un formaggio anche abbastanza consistente con una sapidità importante. Ancora un altro formaggio che è riconosciuto come Presidio Slow Food e viene ottenuto ancora una volta dal latte ovino è la Greviera di Ozieri, quindi non facilissima da reperire sul mercato, ma è un formaggio veramente molto interessante. Poi un'altra delle nostre produzioni casearie è sicuramente la ricotta. Da ricordare che la ricotta non è un formaggio, ma è un prodotto che si ottiene dopo la lavorazione del formaggio, quindi con una cottura del siero, l'affioramento insomma dei pezzi di caseina e quindi si ottiene appunto la ricotta. Ma contrariamente a quanto accade in altri paesi, la ricotta non è bovina come al solito, ma è piuttosto caprina oppure ovina, che è molto presente nella cucina della Sardegna, viene ad esempio utilizzata per produrre i ravioli, soprattutto nella zona del Campidano. È arricchita magari con gli spinaci oppure semplicemente con le scorze di limone. Oppure viene utilizzata per produrre il tipico dolcetto del periodo pasquale, vale a dire le pardule che ormai troviamo tutto l'anno, oppure può essere consumata come pranzo oppure come colazione, addizionandola magari con della confettura oppure con l'olio extravergine d'oliva. E ancora un altro prodotto che sicuramente bisogna assaggiare venendo in Sardegna è la ricotta mustia, che quindi non è altro che una ricotta che viene affumicata e che ha una salatura importante e un gusto molto persistente. Quello che è certo è che per poter conoscere al meglio appunto i nostri formaggi bisogna venire sul nostro territorio e assaggiarli e magari essere guidati appunto nella degustazione per scoprire al meglio quelle che sono le loro caratteristiche. Io per il momento vi saluto, dandovi appuntamento alla prossima puntata in cui parleremo appunto di un'altra ricchezza enogastronomica del nostro territorio. Vi saluto e vi auguro una buona serata.